a tutti e a tutte le persone qui presenti. Ringrazio la consigliera di parità, Francesca, per l'invito qui a partecipare e intervenire anche direttamente all'interno di questo evento molto importante e molto interessante. Porto i saluti dell'amministrazione provinciale e in particolare del dirigente generale dell'Agenzia per la coesione sociale, dottor Luciano Malfer, agenzia nella quale è incardinato anche l'ufficio Family Audit. Io sono la responsabile di questo ufficio, ma con me c'è una squadra di persone che collaborano nell'implementazione e nello sviluppo di questo standard. Mi permetto, cerco di rispettare i 15 minuti, però prima di entrare nel tema abbastanza impegnativo, quello che riguarda il sistema premiante, volevo darvi alcune informazioni di contesto sulla storia della certificazione Family Audit. Allora, magari su alcune slide vado veloce per non essere ripetitiva rispetto all'intervento della consulente Family Audit, dottoressa Valentina Cherubini, che ringrazio molto per la sua chiarezza e completezza nelle informazioni. Allora, questo è un marchio di proprietà dell'ente della Provincia Autonoma di Trento che è, per la norma, per la legge provinciale 1 del 2011, anche ente di certificazione. Volevo darvi alcuni numeri per presentarvi un po' il quadro di quante organizzazioni oggi sono state coinvolte e sono certificate Family Audit. Ecco, sono più di 300. E quindi c'è un numero molto importante a livello non solo di provincia, non solo a livello di Trentino, ma sono distribuite su tutto il territorio nazionale. Come mai c'è anche questa distribuzione sul territorio nazionale? Beh, questo grazie il Family Audit è partito nel 2007, già nel 2008 c'era l'avvio di una prima sperimentazione a livello locale con un coinvolgimento di circa 20 organizzazioni. Grazie poi a dei protocolli d'intesa sottoscritti col governo italiano nel 2010 il primo e nel 2014 nel secondo, sono state avviate 2 sperimentazioni a livello nazionale con il coinvolgimento di 50 organizzazioni ad ogni sperimentazione. Quindi voi capite insomma il perché di questa diffusione. Poi grazie a un'intesa, su questo ho dedicato una slide, grazie a un'intesa che è siglata nel 2016 tra Stato, Regioni e Province Autonome per la diffusione del Family Audit sul territorio nazionale, ci sono stati poi degli accordi con singole regioni. Uno di questi accordi riguarda un accordo sottoscritto tra provincia e regione del Veneto, ma su questo arrivo. Allora, abbiamo più di 200.000 occupati, lavoratori, lavoratrici coinvolte in percorsi di certificazione Family Audit. Qui vedete la distribuzione anche sul genere. Poi noi abbiamo più organizzazioni private coinvolte in questa certificazione. E vedete qua qual è la distribuzione delle organizzazioni sul territorio nazionale. Ovviamente dico grazie anche al sistema di premialità, vediamo una concentrazione in Trentino Alto Adige, però vediamo anche una buona presenza nel nord Italia e a seguire anche su altre regioni. Questo in virtù anche di singoli accordi che poi sono stati ad esempio siglati con la regione Puglia, Veneto, poi anche con la Sardegna. Allora, io volevo darvi alcuni numeri rispetto alla presenza di organizzazioni certificate Family Audit sul territorio veneto. Ad oggi sono 44 le organizzazioni che sono coinvolte in questo percorso, per un totale di oltre 30.000 occupati. Voi vedete anche la distribuzione di numero delle lavoratrici e numero lavoratori. Allora, qui dove le organizzazioni sono prevalentemente private. Qui vedete i numeri, dopo vi lascio la presentazione, quindi potete poi vedere più nel dettaglio. Qui noi vediamo che le organizzazioni coinvolte prevalentemente sono quelle di grandi dimensioni, dove per grandi dimensioni nell'ambito della certificazione Family Audit consideriamo quelle che hanno più di 100 dipendenti.
Ecco, in una precedente slide vi facevo vedere anche rispetto dove si localizzano a livello provinciale le 44 organizzazioni, ma questi sono numeri che vi lascio. Allora, questo è il documento, le linee guida della certificazione Family Audit che sono state approvate nel 2016. Quando vi raccontavo l'esperienza partita nel 2007, c'è stato un primo avvio di una sperimentazione a livello locale, parliamo del 2008, già nel 2010 la provincia autonoma di Trento si dotava di linee guida specifiche, che poi queste sono state rinnovate nel 2016 ed oggi siamo in una fase di ulteriore rinnovo di queste linee guida. Quindi questo, diciamo, è il documento principe, diciamo, che declina, insomma, le funzioni, ruoli, attività, strumenti e poi lo sviluppo di questa certificazione. Allora, diciamo, ci sono diversi strumenti, due principali già individuati e citati da Valentina. Uno è il piano aziendale, articolato in questi piano aziendale articolato in una serie di macro ambiti, e poi abbiamo il modello di relazione dati, proprio per dare una risposta all'esigenza di misurare quello che accade all'interno delle organizzazioni. Guardate, questa è una griglia. Allora, le organizzazioni quando si avviano in questo percorso devono fotografare il personale, quindi c'è una raccolta puntuale ad ogni annualità e poi restituiamo sotto forma di indicatori quella che è la fotografia del personale, facendo anche un'operazione di benchmark. E qui c'è un'articolazione precisa dei macroambiti, quindi è legata al piano aziendale. Allora, questo per darvi un quadro dove siamo e cosa facciamo. Entro allora nell'ambito proprio del compito che mi è stato assegnato e che riguarda il sistema, la premialità. Allora, qui noi facciamo riferimento a una norma ben precisa, che è la legge provinciale, la 1 del 2011 sul benessere familiare, dove all'articolo 11 prevede appunto la promozione da parte della provincia di modalità di gestione del personale presso organizzazioni pubbliche e private. Quindi c'è questo impegno della promozione di questa certificazione sul territorio presso le organizzazioni. Dall'altra c'è la previsione anche di mettere in campo degli strumenti di premialità, che questi si possono poi concretizzare in maggiorazione di contributi o anche in procedure di evidenza pubblica. Un altro riferimento, questa quindi è la legge 1 del 2011, un altro riferimento a livello normativo importante è la legge provinciale 2 del 2016 che recepisce delle direttive europee e proprio dentro in questa legge noi vediamo due articoli molto importanti. Cito l'articolo 17 perché questo era stato inserito in prima battuta, che dà la possibilità di riconoscere, di prevedere tra i criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche un punteggio specifico per la certificazione Family Audit o certificazioni analoghe equivalenti o laddove ci fossero proprio situazioni oggettive dove le organizzazioni si impegnano a mettere in campo misure concrete di conciliazione vita-lavoro. E questo riguarda l'articolo 17. Poi recentemente è stato anche inserito all'articolo 2, comma bis, l'impegno per la provincia di definire delle linee guida nell'ambito che lavorino, che declinino appunto in misure concrete a livello sempre di premialità quello che è lo scopo, quello di andare a dare un'evidenza, un peso, una valorizzazione degli interventi che si fanno a livello di pari opportunità, generazionale, di genere, eccetera, eccetera. Quindi sono due articoli, anche questi, molto importanti. Allora, per quanto riguarda l'articolo 2, che è stato appunto inserito recentemente, si sta lavorando a livello di amministrazione provinciale per andare a definire un testo delle linee guida dove si riconosca anche il valore della certificazione Family Audit, quindi in maniera concreta e tangibile, e su questo c'è un lavoro che si sta portando avanti. Mentre per quanto riguarda l'articolo 17, diciamo questa è già realtà. In che senso? Allora, qui, vabbè, questo parlo un attimo dopo,
è già realtà in che termini? Intanto è stato approvato questo nel 2019 un piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, un piano che prevedeva tutta una serie di misure in diversi ambiti, in diversi ambiti, tra cui anche l'ambito della conciliazione vita-lavoro. Quindi qui c'è l'impegno della provincia a valorizzare la certificazione Family Audit nelle procedure di evidenza pubblica per la scelta del fornitore. E questa cosa poi si è declinata in vari modi e vi dico quali. Ad esempio, io ho riportato a livello di esempio tutta una serie di provvedimenti della Giunta provinciale dove a partire da quello che è la previsione della norma, poi come questa si è declinata. Noi ad esempio vediamo questa deliberazione, la prima nell'alto nell'elenco del 2021, dove qui vengono approvati proprio degli schemi di capitolato nell'ambito della ristorazione, dove proprio tra i criteri viene proprio indicata il possesso della certificazione Family Audit o l'avvio di questo percorso. Io vi ho messo qua tutta una serie di esempi e lascio a chi avesse interesse ad approfondire, insomma, come a partire da una norma, poi come questa si è declinata concretamente. Guardate che questi passaggi cosa hanno comportato? Noi lo vediamo perché tante organizzazioni, innanzitutto allora nell'ambito della premialità dei sistemi, nelle gare, nelle procedure a evidenza pubblica, vediamo come certi settori, come la ristorazione, come i servizi socioassistenziali, come i servizi scolastici, siano già coperti, nel senso che noi vediamo tante organizzazioni anche che sono operative su tutto il territorio nazionale, che vengono da noi, attivano il percorso proprio perché c'è anche questa leva importante esterna, perché poi è un qualcosa che possono anche far valere, ecco, anche in questi ambiti qui. Allora, torno un attimo indietro per dire che la certificazione Family Audit ha un peso anche nell'accreditamento socioassistenziale, ovvero quei soggetti che agiscono e operano in questo ambito qui devono ovviamente essere accreditati, essere autorizzati da una parte o essere accreditati a seconda della tipologia dei servizi che svolgono, eccetera, eccetera. Ecco, il fatto di dimostrare semplicemente con un certificato, avere la certificazione Family Audit, questa assolve ad una serie di requisiti, quindi questo diventa una semplificazione e anche un'agevolazione. Quindi allora vediamo nell'ambito dell'accreditamento, nell'ambito anche delle forniture, delle gare d'appalto, eccetera. Vi ho portato qui tutta una serie di esempi a livello proprio di procedimenti, di provvedimenti, quindi a livello amministrativo, poi come questa cosa si declina. Ecco, questa è l'intesa che citavo prima in premessa, che è stata proprio sottoscritta a livello nazionale tra Stato, Regioni e Province, che ha dato proprio il là per una serie di accordi, perché ad oggi abbiamo una serie di accordi con una serie di regioni. Vabbè, ho citato Veneto, poi c'è la Sardegna che adesso ha appena pubblicato un avviso per le organizzazioni che volessero certificarsi sul loro territorio. Abbiamo concluso da poco un accordo con la Regione Puglia e poi abbiamo il Friuli, Piemonte, Umbria, cioè no, non solo sui temi magari della certificazione Family Audit, ma sulle politiche family friendly. Un altro aspetto molto importante, richiamo qui chi era intervenuto prima, dottor Omodei, che diceva 2 sono referenti importanti, Dipartimento Pari Opportunità e Union Camere. Allora, 2 cose a riguardo volevo dire. Intanto abbiamo la Provincia Autonoma di Trento, assieme alla Camera di Commercio di Trento e Union Camere, è stato siglato un accordo nel 2022. Qual è l'esito? Manca davvero adesso l'ultimo chilometro perché questo diventi realtà, per inserire il certificato Family Audit, la certificazione Family Audit nel fascicolo d'impresa. Ciò significa per le singole imprese dare valore a questo percorso. Dall'altra voi sapete che avere un qualcosa dentro il fascicolo d'impresa ha natura certificativa, quindi l'organizzazione pubblica, la stazione appaltante che fa una gara eccetera, se entra nel fascicolo d'impresa e vede che questa organizzazione è certificata Family Audit, non deve andare a chiedere di qua e di là, vede lì che c'è il possesso di questo requisito. Quindi questo è un passaggio molto importante.
L'altra cosa, volevo dirvi che Family Audit, prima vi dicevo, stiamo rivedendo le linee guida. Ad oggi, da un'analisi che abbiamo fatto, perché quelle linee guida che vi ho fatto vedere prima, che è lo strumento che disciplina tutta la certificazione, prevede anche un percorso specifico sulle pari opportunità, si chiama certificazione più valore. Ad oggi la certificazione Family Audit copre più del 70% di quello che è previsto nella PDR 125-2022. Con le revisioni che adesso concluderemo, la speranza è un mese o due, arriviamo a dare copertura totale del 100%. E con questo vi ringrazio.